Expo di Milano nel 2015. Una grande opportunità di sviluppo per il prodotto turistico Ville Venete. Di questo si è parlato nel corso di un importante appuntamento a Villa Foscarini Rossi di Stra, lungo la riviera del Brenta. Insieme al Comitato Expo Venezia sono state messe a punto una serie di particolari e interessanti itinerari che avranno come fulcro le Ville Venete. Assolutamente sì, lo chiamiamo percorso di coltura e cultura è legato a quello che è l'elemento essenziale, l'acqua, l'acqua della laguna, l'acqua dei fiumi che dalle ville portavano attraverso le barche i prodotti dell'agricoltura, del sistema di agricoltura della Serenissima, portavano anche l'acqua da bere a Venezia, quindi un recupero di tradizioni e di modernità. Un recupero di presenza di un territorio che giustamente espone se stesso in una logica molto moderna. Expo vuol dire esposizione, è un'esposizione che è un'occasione per tutti i territori, quindi anche per quello veneziano, per mostrare quello che di bello è stato creato e soprattutto di bello si sa gestire per il bene e lo sviluppo di questo territorio. Quindi certamente anche le ville, non solamente nel recupero architettonico, nella visitabilità, ma nel sistema dell'agricoltura, nel sistema dell'acqua, nel sistema appunto della cultura, che sono parte del nostro grande patrimonio culturale, e della coltura per la produzione. Ed ogni produzione ha al suo interno molta cultura. L'Expo 2015 vedrà eventi culturali, gastronomici, cicloturistici, nautici che daranno la possibilità ai previsti 24 milioni di visitatori di arricchire la visita all'Expo con esperienze indimenticabili che solo le ville venete possono offrire. Ricordando che il Veneto ospita 5.400 ville, molte di queste sono disponibili per ospitare dei turisti, visitatori ovviamente che attraverseranno il nostro territorio per raggiungere Milano. 200 di queste hanno già sottoscritto una carta di servizi. Questa carta di servizi ha un unico grande obiettivo, quello di dare qualità nell'ospitalità, nel far vedere il nostro patrimonio culturale, di far capire che le nostre ville erano parte integrante della nostra cultura. Ricordo inoltre che oltre 300 aziende di produzione di vino hanno la loro sede o commerciale o di produzione all'interno di una villa. Quindi la villa non è un elemento astratto e lontano dalla vita del territorio, ma è una parte integrante della nostra cultura e credo che 6-7 milioni di visitatori stranieri previsti in questi 6 mesi di Expo avranno un bel da fare nel vedere il nostro patrimonio. Expo 2015 è una irripetibile vetrina aperta sul mondo per far vedere le eccellenze dell'Italia e del Veneto. Sarà un'occasione per mettere in mostra il suo meraviglioso patrimonio artistico, storico, architettonico ed enogastronomico insieme, in rete. Sì, è una grande opportunità ovviamente, anche perché, ripeto, sono delle eccellenze che ci sono solo in questo territorio in termini così intensivi e questo secondo me significa anche proporsi con produzioni di altissima qualità unite alla cultura dell'abitare, alla cultura di ville che in qualche modo hanno segnato anche la storia del Veneto. Presenti all'incontro anche i presidenti delle associazioni delle dimore storiche delle altre regioni del nord Italia. Infatti è nata Dimore Storiche Aperte per Expo 2015, una nuova realtà interregionale che raggruppa le associazioni di Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli, Venezia Giulia e Veneto. L'intento è quello di lavorare insieme in modo da rilanciare le ville come prodotto turistico.